Radio. Buonasera a tutti e benvenuti. Come promesso, noi ci siamo. Le 20:04 puntualissimi per iniziare una nuova puntata. Una nuova puntata come non l'avete mai vista. I tre protagonisti di questa serata ve li vado subito a presentare. Buonasera Sonny Ricciardi. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Sonny. Ciao, buonasera Mary. a Michael Intellisano. Ciao Mary. Buonasera e buonasera anche ad Anthony. Buonasera. Ciao. Allora ragazzi, prima facciamo i dovuti convenevoli con tutti i nostri belli che in questo momento sono collegati con noi. Nel frattempo noi ci sediamo, che direi siamo anche più comodi, visto che fa caldo. La temperatura fortunatamente qui è abbastanza piacevole, però stare comodi non fa mai male. Quindi salutiamo tutti i nostri belli di Bella che come sempre sono collegati sui 103.7 in FM. Buonasera a voi, a chi ci segue in DAB, buona serata, a chi ci segue sul canale 96 del digitale terrestre e a chi ci segue tramite i nostri vari social, Facebook, TikTok, dall'applicazione, dal sito. Insomma, buonasera e ben ritrovati a tutti quanti. Come ben potete vedere, questa sera abbiamo degli ospiti nuovi perché insieme tutti e tre non ci sono mai stati. Quindi abbiamo Sonny, il nostro Anthony, che è diciamo con Anthony spesso siamo stati insieme durante le puntate serali, e il nostro Michael. Ragazzi, un nuovo trio qui abbiamo stasera. Innanzitutto come state? Bene. Tutto bene? Tutto bene, sì, tutto bene. Diciamo che Sonny mi ha detto: Mary, io non vengo qui dal 2012 all'incirca. 2012-2013, sì. Giusto qualche annetto, così sì, per sì, dire. sì. Anche se comunque noi ci siamo ritrovati spesso in diverse serate, in diversi eventi dove abbiamo cantato e ci siamo fatti conoscere. Questa sera lo faremo conoscere anche a voi, per chi ancora manca qualche punto, anche perché è uscito un brano nuovo e dopo racconteremo tutto. Ok. Michael invece mi ha detto che è stato qui durante una puntata insieme ad Ezio D'Urso. Io non mi ricordo completamente. Sì. Un paio di mesi fa comunque, sì. No, di più, penso. Anche di più, sì. Sì, un anno sicuro. Sì. Un anno sicuro, però anche con Michael, insomma, ci siamo ritrovati molto spesso in diverse serate. Sì. È un'altra bellissima voce, anche questa sera con lui ci faremo sentire. E il nostro Anthony, che insomma, so che le novità anche con te non stanno mancando. Sì. Nuovi brani, un altro che ha registrato e si deve fare il video. Sì. Dopo ne parleremo e mi racconterai, anzi ci racconterai un po' il tutto. Okay. Tra l'altro i ragazzi questa sera hanno anche piacere di prendere qualche telefonata, quindi dopo ragazzi 095 87 39 658, anzi per chi ha voglia potete iniziare a chiamare, così anche durante la puntata prenderemo qualche chiamata allo 095 87 39 658. Mi raccomando, molti di voi utilizzano il numero di WhatsApp, non quello, ma lo 095 87 39 658. Saluteremo anche tutti i nostri amici di TikTok, per chi non vuole chiamare un salutino da lì, che lo faremo. E poi vogliamo anche ricordarvi un evento importante che Sonny già ha la locandina caricata, tra un pochino ve ne parleremo, perché appunto sarete anche insieme tutti e tre per una pizza spettacolo, e tra un po' ne parleremo, giorno 25 di luglio. 25 di luglio. Quindi ragazzi, a breve prendete appunti, perché appunto ci sarà questa pizza spettacolo dove ci saranno i ragazzi, ci saranno altri ospiti. Tra un pochino vi daremo le info, ovvero adesso facciamo vedere anche la locandina. Per chi è invece in radio raccontiamo, sarete a Poggio-Lupo, giusto ragazzi, a Mister Bianco, alla Pizzeria Nunu. Pizzeria Nunu, che si trova appunto a Mister Bianco. Raga, già potete prenotare, ci saranno appunto Sonny, Michael Intellisano, l'ospite d'onore il nostro Anthony, e poi ci sarà anche Alessia Lupo ed Anthony Luce. Per prenotare possono direttamente contattarvi nei vari social, oppure c'è un numero telefonico che possono contattare? Anche in privato, quindi basta che vi scrivono nei vari social. Possono contattare anche su TikTok. Dicevi? Se vogliono possono acquistare anche i biglietti là comunque. Ok, quindi c'è anche l'opportunità di acquistare. È una pizza spettacolo, giusto? Sì. Pizza, bibita, caffè, raga, solamente 16 euro, quindi davvero un prezzo piccolo piccolo per passare una serata in compagnia dei nostri artisti, mangiare bene, rilassarsi e godersi assolutamente lo spettacolo, anche perché i ragazzi sono molto bravi e io direi che ho parlato anche tanto, e così iniziamo a cantare. Vi ricordo 095 87 39 658, tra un pochino si inizia a chiacchierare. Chi vuole iniziare a cantare stasera?
Inizia il nostro Anthony. Sì. Allora, Anthony, abbiamo registrato il brano nuovo. Sì. Giusto? Si deve fare solo il video. Sì. Poi so che ci sarà un duetto insieme a Michael. Giusto. Che arriverà. E c'è anche un altro brano che ha scritto Gianni Luna in preparazione. Sì. Insomma, ragazzi, le novità non mancano. Intanto cantiamo. Con quale brano iniziamo? Ragazza magica. Bellissimo, l'ultimo singolo. Vai, centro del palco. E tra l'altro anche con il nostro Anthony, raga, cercate quelle che sono tutte le sue canzoni, le potete trovare in tutti i portali digitali, sia su YouTube, su Spotify, su TikTok, e per chiunque volesse Anthony nei propri eventi, compleanni, feste, qualsiasi cosa, nelle sue pagine trovate direttamente il numero telefonico da contattare. Di questo anche ne parliamo dopo. Ragazza magica? La dedichiamo a tutte le ragazze che sono in ascolto? Dai, è certo che sì. Il problema è che mi piaci solo tu, sei la stella che si accende un po' di più. Sotto questo cielo blu di Napoli mi innamoro di te. Io ti prego, voglio uscire insieme a te, perché sei bello come piace a me. Verso le 8:30 io ti aspetto e non mi riuscirò. Ragazza magica, sensuale e unica, tu mi fai perdere la testa, sei speciale. Ragazza magica, tu sei bellissima, tu ci stai una cosa mica a te. Io ti guardo e mi innamoro ancora, e mi fa sbattere porto cuore. Mi stringi la mano, io mi sento bruciare d'amore. Ragazza magica, ti prego dimmelo, che stasera che esce insieme a me. Il problema è che io amo solo te, mi accende che scesse sempre a te. Tu mi piaci da morire, sei speciale, sono pazzo di te. Io ti prego, voglio uscire insieme a te, perché sei bello come piace a me. Verso le 8:30 io ti aspetto e non mi riuscirò. Ragazza magica, sensuale e unica, tu mi fai perdere la testa, sei speciale. Ragazza magica, tu sei bellissima, tu ci stai una cosa mica a te. Io ti guardo e mi innamoro ancora, e mi fa sbattere porto cuore. Mi stringi la mano, io mi sento bruciare d'amore. Ragazza magica, ti prego dimmelo, che stasera che esce insieme a me. Io ti guardo e mi innamoro ancora, e mi fai sbattere porto cuore. Mi stringi la mano, io mi sento bruciare d'amore. Ragazza magica, ti prego dimmelo, che stasera che esce insieme a me. Grazie. Il nostro Anthony, ragazza magica, bellissimo brano, raga, che appunto potete trovare un po' ovunque. Allora, sono arrivati tanti complimenti, Anthony, per te, ovviamente, dove hanno scritto bravissimo, The Queen of the Art. Ragazzi, scrivete sempre i vostri nomini, facciamo un po' di salutini per tutti coloro che sono collegati su TikTok, però vi ricordiamo anche che questa sera abbiamo anche voglia di chiacchierare con voi, quindi potete chiamare allo 095 87 39 658. Nel frattempo dobbiamo salutare, raga, allora c'è Anthony Luce che sarà con voi il giorno 25, che saluta tutti quanti, quindi lo salutiamo. Mi associo, sì. Un saluto. Ciao Anthony.
Poi ancora abbiamo MR, Sabrina, Robertino Ricciardi che vi saluta. Ciao Roberto. Simone Puglisi, Francesco, Peppino, un bacione grande. E aspettate che scendo giù. Un abbraccio a tutti voi da Anthony Luce. Lo zio Piero, un bacione anche a te. Francesco Zuppelli, buona serata. Sei bravissimo da parte di Sabrina, complimenti. C'è anche tua figlia Mary, saluta mio papà Sonny Ricciardi. Federica, non l'hai portata a Federica che avete fatto il duetto insieme? No. La prossima volta Fede fatti portare, anche perché la prossima volta la portiamo, dai, hanno un duetto bellissimo, sono davvero fantastici. Saluto tutti gli artisti, in particolare a Sonny Ricciardi da parte di Anthony, Robertino che vi ringrazia. Buonasera a tutti, il nostro ragionier Fantozzi, un bacione grande ragioniere, buon pomeriggio, anzi buonasera. Io di solito sono abituata a dire buon pomeriggio, però già sono le 20 passate e quindi già possiamo dire buona serata. Mettetevi comodi, cenate in nostra compagnia, anzi in compagnia della voce dei nostri ospiti. Chi mi canta adesso fra tutti e due? Vado io? Sonny Ricciardi. Sonny Ricciardi, che tra l'altro Sonny ha realizzato da poco un nuovo brano. Questa sera lo presenteremo. Sì, certo. Giusto, anche perché ancora da quanto tempo è uscito? 2 settimane fa. Quindi ancora ragazzi è fresco fresco. Intanto con quale brano ci vuoi deliziare? Sonny è un altro ragazzo davvero molto bravo, anche lui una voce molto bella. Grazie. Contenta di avervi qui questa sera, così ci facciamo anche sentire. L'onore è mio di essere qui con voi. Quale brano facciamo? Iniziamo con Una favola vera. Dai raga, bellissima dedicata questa a tutti canzone. gli innamorati. Bravo. Grazie. Che direi ci calza a pennello. Bella Radio è la radio dell'amore, quindi per tutti gli innamorati, ragazze e ragazzi, ve la dedichiamo. Salutiamo anche Albano, Mauri, Saverio. Ciao ragazzi, Marilu, un bacione a tutti. Andiamo con Sonny Ricciardi. Settimana che non ti vedo e giuro sto tanto male perché mi manchi. Dai, trovo una scusa, metti a tuo padre perché ti amo, che vai da un'amica, devi studiare e parla se vuoi con tua madre, lei può capire che tu mi ami. E questo amore di una favola vera, sai che ti amo e sono pazzo di te. E questo amore ti dà mille paure, che tuo padre ci vuole. Ma non mi importa, voglio stare con te. Giuro che io non lo sopporto più, ma questa volta non mi convincerà, ti porterò con me. Dai, lasciati andare, fammi volare, perché ti amo. Sei molto speciale, sei sensuale. Tu sei molto di più, tu sei l'amore, tu sei l'amore, ti amo. E questo amore di una favola vera, sai che ti amo e sono pazzo di te. E questo amore ti dà mille paure, che tuo padre ci vuole. Ma non mi importa,
Sì, amore mio, ti porterò con me. E sai perché? Perché ti amo. Sì, ti amo, ti amo, ti amo. Bellissimo questo brano. Hanno Grazie. scritto anche questo brano, Grazie. tocca il cuore. Ed è proprio vero, canzone stupenda, bravissimo, bella questa canzone da parte di Christian. Grazie. C'è anche Nuccia che dice: buonasera, potrei avere il numero di telefono, grazie mille. Sabrina che dice anche: questa canzone tocca il cuore. Sì ragazzi, ve lo dico così perché su TikTok non riesco a scrivere il numero telefonico, quindi 095 87 39 658. Ve lo ripeto ancora una volta: 095 87 39 658. Tra pochissimo inizieremo a rispondere alle telefonate. Questa quando l'hai fatta uscire questa canzone qui? Questa già Raccontiamo. è uscita 1 anno e mezzo fa. 1 anno e mezzo fa, Sì. quindi è bello quando, secondo me comunque le canzoni più passa il tempo e più vengono apprezzate. Sì. Perché un brano possibilmente appena uscito non viene capito abbastanza, magari sì c'è la voglia della novità, delle cose, però quelli che poi restano e che cantano sono sempre quelli più vecchi, quindi possibilmente poi dopo tempo un brano acquista sempre di più il valore. Tu già quanti brani hai realizzato? Sono tutti tuoi, completamente tuoi? Allora, i miei ancora, diciamo, sono pochini. Non importa. Non importa, quel poco deve essere fatto bene. Io dico sempre così. 4. Un 4 brani. Però ho fatto Diverse cover, ovviamente. cover, magari sì, così per... Ma perché all'inizio è sempre così, un artista arriva sempre con le cover. Sì, sì. Perché magari c'è quella voglia di cantare con il pubblico e poi piano piano si iniziano a creare i propri brani e da lì non ci si ferma più come in questo caso, e questo è uno di quei brani belli. Tra l'altro questa sera vi presenteremo anche il nuovo. Tra l'altro dobbiamo salutare la nostra siciliana Doc che ci sta scrivendo. Ciao ragazzi, Stefi la salutiamo, il nostro ragioniere. Ragazzi, vi ricordiamo che tra un pochino risponderemo al telefono, quindi potete parlare anche con i ragazzi. 095 87 39 658. Adesso vado da Michael, che è un'altra voce meravigliosa, anche lui una voce molto bella, e anche lui sia Sonny, sia Michael che Anthony. Loro sono 3 artisti che tutte le volte che noi facciamo le serate fuori cantano sempre live, a prescindere da ogni cosa. Loro hanno proprio quella cosa di cantare live, perché Mary, cantare in playback non mi piace, praticamente è la stessa cosa di non cantare, quindi ogni qualvolta loro si esprimono proprio live, e ogni qualvolta ogni canzone assume un sapore diverso, no? Perché in base alla circostanza in cui ti trovi magari quel brano ti vai ad interpretarlo in un modo e un'altra volta lo interpreti in un altro modo e un'altra volta ancora lo interpreti in un modo diverso. E questa sera con il nostro Michael pure si canterà. Allora, con te, con quale brano iniziamo? Iniziamo con Ed sono innamorato, va bene? A me sta bene, Ok. voi comandate, io sono qui semplicemente da supporto. Va bene. Facciamo così, va bene? Dai, centro del palco, si continua a cantare con il nostro Michael Intelisano. Ma che esplosione di donna, tu mi fai perdere la capo, non capisco più niente. Ti sogno tutte le notti, di te sono pazzo, lo giuro, ma che femmina sì. Bella bellissima, ti prego non fare la stupida, non ci ho capito che ti piace, ma mi fai ascoltare. Vuoi fare quella che non si innamora mai, non hai capito che come non lo può fare. E che mi finisce sente a me, non so c'è buono che tu pure lo sai insieme a me. Non canto con la non mi non lo faccio
ma sto studiando in amore, mi sto impegnando, lo giuro, tu mi arriverai, mi sto passando per te, solo per te. Ti prego non fare la stupida, non ci capito che ti piace e mi può far aspettare, vuoi fare quella che non si innamora mai, non hai capito che con me non si può fare, e chiama finisce le siente a me, un saggio buono che tu buono possa insieme a me, se chiamo con la nonna non mi fai sentire, sento sta voce fuori attacco ma perché, e che sono pazzo tu giuro, con essa casa c'è lo sciupo tra me e te, tu mi arrivi vicino, ma ti non sto che mazziando, e mi sto innamorando. Ed è su pazzo tu giuro, volessi casa se lo sciocco tra me e te, tu mi arriverai vicino, con te non sto che mazziando, ed mi sto innamorando. Bravissimo! Grazie, Michael grazie, Interisano. Bello questo brano, Michael, anche questo si può trovare su YouTube. Questo quando è uscito? Un anno fa. Un anno Forse fa, un anno fa, sì, un sì. anno fa, un anno di vita, è sempre bellissimo. Allora, adesso potete chiamare perché su TikTok mi avete scritto quando posso chiamare, quando posso chiamare. Adesso, raga, quando voi vedete me, ovviamente non chiamate mentre cantano perché non possiamo rispondere al telefono. Quando mi vedete qui potete chiamare, sempre allo 095 87 39 658. Brevissimo Michael, bellissimo brano, bravo veramente. Aspetta che ti leggo qualcosina perché ovviamente non possiamo rispondere a tutti, però con i messaggi su TikTok possiamo farlo. Ciao Michael da Milano, sono Salvo. Rispondiamo al telefono intanto, dopo continuiamo con i messaggini. Pronto? Tutti insieme lo dobbiamo dire pronto. Pronto? Mica- Pronto? Chi c'è in linea? Come ti chiami? Certo. Pronto? Pronto? Ciao Mary, sono Stefi. Stefi, ciao tesoro, buonasera. Buonasera. Buonasera Mary. Stefi, Come va? noi stiamo bene. Tu mi hai detto voglio parlare. Con Michael. Ciao Mary. Stefi, quale Mary? Mary ce l'hai qua. Ah, Stefi, scusami, mi sono confuso. Sì. Ciao Ciao Stefi. Michael, come va? Cosa? A posto? Come... Voi com'è, a posto? Ma dopo la vuoi dedicare la canzone quella là a Josh Liuto a te? Sì, dopo la facciamo, dopo la facciamo. La dedico al mio ragazzo. Ok, va bene. Dopo Ciao, te la Mary. dedichiamo Stefi, a te e ad Alfio. Ciao tesoro. Ti mandiamo un Ciao. bacione. Ciao, ciao. Nel frattempo c'è Giusy che vuole fare una dedica. Dici tesoro, se non riesci a chiamare ce la puoi scrivere anche qui. Salutiamo anche Francesco Tomaselli, una buona serata. C'è chi ci chiede in che canale siete, ragazzi, sul 96. Nel frattempo potete seguirci anche tramite streaming, tramite anche la nostra app. Michael, un saluto da San Giovanni Galermo, da Rosario e Desi. Ciao Rosario e Desi. C'è anche Mauro, buonasera Mauro, ti mandiamo un bacione. Alessandro che anche lui ci dà la buona serata, siete in tantissimi ragazzi. Vi ricordiamo sempre lo 095 87 39 658. Che confabulate tutte e due, che confabulate. Tra un pochino ricordiamo anche l'evento di giorno 25, intanto torniamo a cantare con il nostro Anthony. Sì, Io sono sicuro, facciamo. io sono sicuro, questo è un altro brano molto bello. Sì. Anche questo è uno degli ultimi brani che sono usciti. Ehi, devi stare al centro del palco, non mi stare lontano. Fatti inquadrare che sei bello! Fatti vedere tesoro, fatti guardare con quegli occhi che tieni. Fatti guardare e soprattutto fatti sentire, perché la nostra bella Catania ha tante giovani voci belle ed Anthony è un'altra di quelle belle voci giovani. Quindi facciamoci Grazie. sentire come si deve. Andiamo. Con il nostro Sonny alla regia che lo ringraziamo, oggi sta facendo tutto solo.
Poco sembra fissa a me, non ti giale, lascia pranzare, come che ne sembra cercare. Non ci non male, si fa sti cose, sono solo un amico per te, poi ti avvicini, passa a baciarmi, ma che ti chiedi fa? Io sono sicuro che si innamorato solo di me, perché mi guardo fisso quando sto vicino a te, e sei geloso quando tu metti una prova per te, dicendo che quell'amica tu mi piace a me. Io sono sicuro che ogni notte tu suoni a me, e metti storie sulla mia per me fa vedere, perché sono l'unico che metto cuoricino e se no nemmeno appena visualizzare. Sotto ti voglio, ma sotto ti penso, 100% innamorato, oh ma io sono che te, o fai apposta per farmi male, ma tu vai pazzo per me, bella speciale, vedo la testa, quando sto vicino a te. Io sono sicuro che si innamorato solo di me, perché mi guardo fisso quando sto vicino a te, e sei geloso quando tu metti una prova per te, dicendo che quell'amica tu mi piace a me. Io sono sicuro che ogni notte tu suoni a me, e metti storie sulla mente per me fa vedere, perché sono l'unico che metto cuoricino che se no nemmeno viene a visualizzare. Sotto ti voglio, ma sotto ti penso, 100% innamorato, oh ma io sono che te. Io sono sicuro che ogni notte tu suoni a me, e metti storie sulla mente per me fa vedere, perché sono l'unico che metto cuoricino che se no nemmeno viene a visualizzare. E sotto ti voglio, ma sotto ti penso, 100% innamorato, oh ma io sono che te. Sono sicuro, Anthony! Bravo tesoro, bravo. Quanto sono bravi i nostri ragazzi, quanto? Poi comunque Anthony adesso da quanti anni canta? 3 anni sicuro, 5 anni, quindi voglio dire, l'abbiamo conosciuto che era veramente, ma veramente piccolo, e lo stiamo vedendo crescere. Anthony sì, anche perché non ti sei mai allontanato dalla musica, sempre, in tutti questi anni non ci sono stati momenti che sai, dice mi allontano un pochino, è sempre stato presente, quindi proprio lo stiamo vedendo crescere. Era un bambino, adesso è un ragazzo, lo stiamo vedendo crescere, stiamo vedendo anche come si modifica. Sicuramente la differenza la senti tra prime ore, no? Magari prima sì. erano mamma e papà che ti aiutavano a scegliere i brani, adesso è sempre giusto che ci siano loro, però già sei più sicuro, no? Quando ascolti una canzone, Certo. già sai quello che vuoi, dove vuoi arrivare, e qua man mano che crescerà voglio vedere piano piano. È bellissima questa cosa. Tra l'altro c'è anche Tania che ti fa i complimenti. Anthony, Grazie. bravo. Ciao Mary, potresti dire a mio cugino Michael che mi dedica una canzone per suo cugino Peppe, lei è Daisy. Bravissimo Anthony, una grande voce. E poi Mario che vuole salutare Justin De Simone, e ancora vogliamo salutare anche Loris, un bacione. Dada, buonasera. Mario che vuole fare una dedica a sua figlia. Certo, dice, adesso abbiamo i ragazzi qui, tanto abbiamo tutti canzoni d'amore abbiamo stasera, quindi con i ragazzi. Vai Michael, cosa? Al microfono, parlate loro li abituerò piano piano che ogni cosa che dicono la devono dire al microfono.
Stasera tutti i brani d'amore. Tutti i brani d'amore. tutti. Certo. Sì, Bella radio, è la radio dell'amour, ragazzi. Aspettate che vi leggo ancora qualcosina. Salutiamo anche Jessica Soleil e Santiago. Che ciao Jessica, mia cognata. Ecco, poi salutiamo Damiano che anche lui ci dà la buona serata. Damiano. Buonasera Damiano. Allora, io ho un mio amico che ci segue dalla Germania. In questo momento è a Stuttgart. Mo non so se l'ho detto giusto. Stuttgart, se si dice così. Sì, si dice Stuttgart. Lui è Danilo Castorina. Dani, salutiamo. Ciao Danilo. Ciao Ti mando un Danilo. abbraccio. Ecco. Un abbraccio forte. Dalla Tedeschia, io gli dico sempre, lui che ci ascolta dalla Tedeschia. Poi c'è Giusy Cannizzaro che gli dedichiamo qualcosa, mo vedete cosa gli dedicate. E ancora Davide Margani, buona serata. Ecco, The Queen of the Heart è d'accordo con noi, dice viva l'amore. Brava raga tesoro, sta crescendo un piccolo cantante, dice Tania. Buona serata da Taormina, lui è Max. Ciao Max. Viva l'amore. Robertino Ricciardi, Seu Leone, Sonni. Grazie. Ciao Roberto. Ragazzi, ma non siate timidi, potete anche telefonare e parlare direttamente con noi. Abbiamo un TikTok pieno di messaggini che io non riesco a leggere, però se avete voglia, come dicevamo, 095 87 39 658. Finiamo il giro e poi vi parliamo della serata che ci sarà giorno 25. Sonny, tocca a te adesso, tocca a te. Cosa? Sei la vita mia. Bello, questo lo dedichiamo a tutti gli innamorati. Questa la dedico a tutti gli innamorati, ma soprattutto alla mia dolce metà. Esatto, poi mi chiedono se saluti tuo fratello Giovanni. Mi hanno scritto così. Mio fratello Giovanni. Hai un fratello che si chiama Giovanni? No. Forse è mio fratello. Digli a Michael che saluta suo fratello Giovanni. Da Jessica, ciao Giovanni. Da Jessica Soleil, quindi insomma. Ciao Giovanni, ti saluto pure io. Mario vuole che gli fai una dedica alla figlia Justin, quindi la dedichiamo a lei. Dedichiamo alla figlia Justin, sì. Esatto, e un bacione anche alla mia Nichitta. Ciao Santo, come stai? A posto? Il papà del nostro Anthony. Andiamo, si canta? Sei la vita mia, andiamo. Sai quanto ti amo, tu per me sei assai importante e dico grazie a Dio. Griderò al mondo intero che sei l'amore mio, scriverò su tutti i muri che sei la vita mia. Sempre uniti noi, il nostro amore è un aquilone che sempre in alto volerà. Ma che bello con te, tutti i giorni ti chiamo e tu sai perché non ce la faccio se non ti sento. Mi basta un ti amo, gli attacchi che c'è lui, voglio stare con te. Ascoltarti, sei più forte di me, se incroci il tuo sguardo mi sento tremare, mi entri dentro l'anima. Sei un batticuore che diventa sempre più importante nella vita mia. Griderò al mondo intero che sei l'amore mio, scriverò su tutti i muri che sei la vita mia. Io con te sembra una cosa sola, sempre uniti noi, il nostro amore è un aquilone che sempre in alto volerà.
grazie. Sonny Ricciardi. Grazie. Altro giro, altro brano. Anche questo super romanticissimo. Noi qua raccontiamo tutto dei brani. Questo in base a cosa l'hai scelto? Ma io, visto che ce li ho qua, vado un po' a entrare nel dettaglio, visto che è la prima volta, quindi cerchiamo un po' di scoprire anche come nascono i loro brani, da dove nascono. Questo è un brano che nel mio piccolo, mi sta dando tante soddisfazioni. Sì. Su questa piattaforma. Sì, ma qui stanno arrivando tantissimi complimenti. Bravo Damiano, applausi. Grazie, io ringrazio tutti quanti di vero cuore. Veramente, grazie. tanti, una bomba sto brano, 100. Grazie. Insomma, davvero tanti complimenti. Sonny, sei un grande e tutto il resto. Grazie, quindi questo grazie. quando l'hai realizzato? Sempre 1 anno e mezzo fa? 2 anni fa, 2 anni fa. sì. E questo in base a cosa l'hai scelto? Hai chiesto tu all'autore un brano del genere? È stato sì, proposto? perché a me mi piace cantare l'amore. Ok, quindi hai chiesto proprio prettamente un brano sì. super romantico. Cerco di trasmettere alle persone quello che magari vorresti dare sì, tu. E questo è davvero questo fantastico, ti faccio i complimenti. Grazie. Allora, questa la dedichiamo anche. Mary, potresti dire al mio Mario che lo amo tantissimo, per Giuseppe Nicosia? Certo che sì, infatti gliel'abbiamo dedicata anche a lui. Cinzia, anche lei che ti fa i complimenti. Saluto Mauro, grazie di cuore. Adesso in preparazione abbiamo detto che c'è il nuovo brano che è uscito da ancora 2 settimane, ma già c'è in mente qualcosa di nuovo? Dopo lo presentiamo. No, che prima che quando è stato neanche un mese fa avevo fatto già un altro brano con l'artista, è un duetto con l'artista Anthony Luci, e magari la prossima volta che se lui ha piacere di venire qui la cantiamo pure insieme. Certo, assolutamente d'accordo. Dopo vediamo che cosa ci ha realizzato. Questo ce lo conserviamo alla fine. Alla fine. Dovete attendere, prego. Allora, andiamo invece a Michael, perché si ritorna a cantare proprio con Michael. Tu che mi dici invece? Ci sono novità imminenti? Sì, ora forse questo mese incominciamo a lavorare per il videoclip del nuovo brano. Ti è bastato un attimo, sì. Questo brano già tu l'hai registrato? Sì, già è tutto fatto, tutto pronto, già abbiamo, sì. Quindi manca solamente il video. Solo il video, sì. Quindi, questo sembro io. Ogni volta blocco i brani per i video. Non riesco a fare il video e blocco il brano. Quindi c'è solamente il dettaglio del brano e poi appena... Dobbiamo fare solo il video, già è pronto. Quindi ragazzi, a breve ci sarà la nuova uscita che porta come titolo, mi ricordi? Ti è bastato un attimo. Ti è bastato un attimo, siamo curiosi di sentirlo, dobbiamo aspettare solamente che il video venga registrato. Va bene, allora Michael, quale brano ci fai sentire adesso? Andiamo con Non pozza nessuno. Salutiamo nel frattempo anche Paolo che ci ascolta dalla Germania. Ciao Paolo. Ciao Paolo. La mia piccola Jasmine. Ciao Jasmine. Saluto e ringrazio Carmelo, grazie Carmelo per i complimenti. Sono fantastici ragazzi, vi giuro, stanno arrivando, siete tutti bravi da parte di Vito. Grazie mille a tutti. Cigamala, vai Michael, un saluto da Trapani da parte di Pietro. Io vi leggerei a tutti. Paolo, insomma raga, un bacione a tutti voi. Michael, siamo pronti? Vai. Dai che si continua a cantare. Michael Intelisano, anche questo lo potete trovare su YouTube. Ecco. Così per me non lo sai, non bastano parole per tutti. Se la prima ferma non giuro, quando mi passa mi sai fa morire. È stato Dio che ha voluto, perché già sapeva che t'aveva incontrato. Perché con te sul diverso, tu una cosa mi hai fatto provare. Se apparteniamo ogni giorno a me, non senza nulla non sappiamo stare. Sembrano non sono niente, è troppo poco tempo per sciappa. Io non morissi, tu giuro, se tu non giuro non mi volessi lasciare. Perché senza st'amore che campa sa fare, non pensa mai nessuno, perché sicuramente nato con me non mi può dare quest'amore. Si sta
ma piccicato una giornata che sana, non niente paura, perché se non mi pare, tu non mi pare la penso, che non si sicuro, e tu potevi che si pare non posso mai nessuno, volessi fare un motivo per te far capire che hai campo per s'amore, e si va tutto lontano con la fatica, sentendo di tasso dolore, tu giura innanzi a Dio, sei l'unica emozione che mi fa sapore. S'amore è sempre più forte, è una montagna che non può mai cadere. Ci apparteniamo ogni giorno, e non sappiamo se lontano e sappiamo se lontano e è un romanzo sta storia, che non può che fare neanche s'amore. Ti amo tanto, lo giuro, una cosa mi hai fatto per me, non posso mai nessuno, perché sicuramente nato come te non mi porta questo amore, si stava appiccicato una giornata che sana, mi mette paura, perché se non mi pagare tu non mi pare la pezzo, che non si sicuro, ecco potevi che si pare non posso mai nessuno, volessi fare un motivo per te far capire che campo per s'amore, e si pare tutto lontano con la fatica, sei sempre in sto cuore, tu giuro innanzi a Dio, sei l'unica emozione che mi fa sapore. È stato Dio che ha voluto, che è incatenato sti cose. Io l'ho sempre saputo, io l'ho sempre saputo. Grazie. Il nostro Michael Intelisano. Bravo Michael, come sempre. Bravo, un altro brano, anche questo super romantico, che questa sera abbiamo dedicato come sempre a tutti gli innamorati. Tra l'altro qui insomma i messaggini di complimenti sono tanti. Noi ringraziamo tutti coloro che stanno continuando a scrivere, tutti coloro che insomma sono qui con noi all'interno della live. Raga, adesso piano piano, sì, voglio salutare in particolare a Rocco, madonna mia quanto sono affascinata dalle persone così intellettualmente avanti e aperte soprattutto, e capaci di cogliere il momento ed essere così belli. Mua, tesoro, ti mando un bacio. Nel frattempo mi mandate la locandina, grazie, che vogliamo parlare dell'evento che ci sarà giorno 25 di luglio, esattamente a Poggiolupo, a Mister Bianco, alla pizzeria Nunu, pizzeria Nunu, sì. Pizzeria Nunu, aiutatemi che insomma è carino, no? Però mi viene fuori di dire Nenè, invece è Nunu, alla pizzeria Nunu. Vabbè, Nenè è la sorella di Nunu, capito? Ecco, facciamo Nana, Nenè, esatto, ci impiantiamo un brano. Sono 3 sorelle. È proprio quella. Quindi noi ci sarà questa bellissima pizza spettacolo, ragazzi, dove solamente con 16 euro vi godrete uno spettacolo dove appunto gli ospiti principali sono Michael Intelisano e Sonia Ricciardi. Ricordiamo però che i biglietti li possono acquistare anche là stesso. Anche lì stesso possono acquistare i biglietti comunque. Perfetto, sì. E questa è una cosa importantissima. L'ospite speciale appunto è il nostro piccolo Anthony. Sì, certo, ci sarà anche il piccolo Anthony ospite. Anthony Musumeci. Poi tra gli altri ospiti abbiamo anche Alessia Lupo ed Anthony Luce. Sì. Quindi ragazzi, con 16 euro pizza, bibita, caffè. Non solo, spettacolo con tutte le canzoni dei nostri artisti, divertimento assicurato, la pizzeria super accogliente, la pizza buonissima. Insomma, se ancora non l'avete fatto potete sia contattare i ragazzi sui social,
dopo ricordiamo anche i vostri contatti, così chi magari ancora non lo fa vi segue. Sì, certo. Oppure, come ha detto appunto Michael, c'è l'opportunità anche di prenotare direttamente quella sera e di prendere il vostro biglietto lì. Quindi insomma... Mary, scusami, posso rubarti 2 minuti per favore? Certo. Voglio salutare tutta la mia famiglia, voglio mandare un grosso bacio a mia mamma, a mio papà, ai miei fratelli, ai miei cognati, a tutti voi, mando un grosso bacio. Voglio salutare anche Gioele Spadaro, che è un altro artista che anche lui ha già realizzato il suo primo singolo e qui ci sta guardando, quindi mandiamo un bacione anche a lui, che anche con lui secondo me ne sentiremo tantissimi di brani nuovi, ve lo presenterò, che anche lui merita Come tanto. hai detto che si chiama? Gioele Spadaro. Gioele Spadaro, un saluto da Sonny Ricciardi, un bacio. È molto molto bravo pure lui, in bocca al lupo a questi ragazzi, assolutamente sì. Rocco Di Nulla, salutiamo anche Gianni Celeste che è il grande, big, il maestro. ho presentato milioni di volte Celeste, The Legend, così come Vezzosi, salutiamo pure lui, The Lion. Siamo cresciuti con le loro canzoni, certo. Le piazze piene, e facciamo complimenti a tutti i ragazzi che intraprendono la musica, anche perché non è un campo facile, questo lo possiamo dire. No, completamente. Magari per chi è dietro a un palco, no? Per chi è dietro le telecamere, sembra tutto facile, no? Sentono degli artisti che cantano, vedono e dicono vabbè. No raga, vi assicuro che da questa parte è molto complicato, voi non sapete tante cose, le emozioni, la voglia, i sacrifici, l'essere presente, andare a cantare, cioè raga, dietro c'è davvero tanto, però è bella il lato artistico. Siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Mary, se mi permette, io voglio spendere 2 parole per questo artista che ho qui vicino. Michael, certo. Lui sa quanto lo rispetto, lo voglio tanto bene, e io grazie a lui, perché io tanti anni fa mi ero fermato per i miei vari problemi, conoscendo questo artista, grande Michael Delisano, mi ha dato quella voglia di tornare? Quella spinta, sì, di ritornare, sta sempre con me nel campo musicale e mi aiuta tanto. Questa è una cosa bellissima. E lo voglio ringraziare qui davanti a tutti quelli Questa che... è una cosa grazie bella. Sonia, ma tu lo sai che ti voglio un bene immenso, no? Lo sai? Grazie. Bravi. Salutiamo anche Davide, Manuel, Davide che ti dice Michael numero 1. Grazie. Insomma, davvero fantastici i nostri artisti, ragazzi, che ve li presento a tutti quanti. Abbiamo il nostro Sonny Ricciardi, Michael Intelisano ed Anthony Musumeci. Seguiteli perché sono davvero molto bravi. Grazie. Allora, Anthony. Facciamo gli auguri a Silvio Leanza. Silvio, auguri. Silvio ha fatto il compleanno oggi. Auguri Silvio, un bacio. Happy birthday to you. Tanti auguroni. Auguri. Allora, Anthony, che ne dici se continuiamo a cantare? Sì. Cosa ci fai ascoltare adesso? Bellissimo, anche questo. Dai, si canta con Anthony Musumeci. Perché adesso abbiamo anche Anthony Luce, ma quali dobbiamo distinguere, quindi mo ci rimettiamo il cognome. Non rispondi a messaggi, alle storie, tu non metti più. Sei cambiata all'improvviso, ma fra noi non è successo niente. Mai. Mi fa cadere la chiamata e mi fa pezzi questo cuore. Chi da sta voglia fatti di sentire. E una settimana senza te, una settimana che mi manca. I tuoi baci, il tuo sorriso, la tua mano nella mano. Se mi va bene due parole che mi fa sta buona cuore. Se hai già sbagliato fammelo capire. E una settimana senza te, una settimana che sto male. Ora accompagnato morisci che non sta scendendo a coppa. Non t'hai fatto niente, ma mi facevo pace. Oggi ho bisogno di te. Fatti vedere. Io ti ho dato questo cuore, ma è sparito dai tuoi occhi l'immagine di me. E mi manca la tua voce, mi diceva ciao amore, non mi scordi te. Mai. Mi fa cadere la chiamata e mi fa pezzi questo cuore. Dinda
settimana senza di, una settimana che mi manca. I tuoi baci, il tuo sorriso, la tua mano nella mano. Se mi va bene tue parole che mi fa sta buona cuore. Se oggi sbagliato fammelo capire. È una settimana senza di, una settimana che sto male. Ora accompagnato morisci che non sta scendendo a campo. Se non t'hai fatto niente, ma mi facciamo pace. Oggi ho bisogno di te. Fatto vedere. È una settimana senza di, una settimana che sto male. Ora accompagnato morisci che non sta scendendo a campo. Se non t'hai fatto niente, ma mi facciamo pace. Oggi ho bisogno di te. Fatto vedere. Grazie. Anthony! Grazie. Questa quando è uscita, tesoro? Ti ricordi? La scorsa estate. La scorsa estate, bene o Sì. male. La scorsa estate sono usciti tantissimi brani belli, uno più bello della... Che poi ogni estate, no? Lui ne esce uno e tu, siccome sono sempre molto attuali tutti i brani di Anthony, ogni volta anche quelli che tipo sono usciti 3 anni fa, 2 anni fa, dici ma questo è dell'anno scorso. No Mary, in realtà sono passati 8 anni e te ne accorgi solamente quando vai a riguardare i video perché lui era piccolo, era molto più piccolo. Il primo brano te lo ricordi ancora? Il duetto con Lorenza Arena. E il secondo? Il tuo primo Il brano secondo, inedito? La mia compagna di classe. La mia compagna di classe. Questo che diciamo è stato il primo brano con la quale ti sei presentato. Sì. Hai mai pensato di rifarla questa qui, visto che è stata la tua prima canzone? Questa non lo so, perché poi Ci sono fanno altri novità, brani, e certo, andarla a ripescare anche no. Però se voi andate un po' a spulciare su YouTube, no? Andate un po' a guardare, vedete l'enorme cambiamento che ha fatto Anthony, sia fisicamente ma anche vocalmente. C'è stato un cambiamento abissale e da qui altri 5 anni, lo sai ancora quanti cambiamenti sentiremo? A voglia che di cambiamenti ce ne stanno. Allora Sonny, ritorno nuovamente da te, Sì. perché cosa? Ah, ok, scusami, no, ritorniamo di qua. Voglio sapere, di Mary. solito tu a quale autore ti affidi? Ti affidi sempre a un autore o ti piace cambiare nella scelta dei brani? Allora, se ritorniamo un po' indietro, Sono curiosa di scoprire anche questo lato di Sonny. anno 2013, Ok, il mio autore era il grande Nino Fiorello. che lo salutiamo, Sì, ok. mi ha scritto, stavo quasi per chiudere l'album, no? Ok, Vari problemi. ti sei fermato. Mi sono dovuto fermare. Di me, da qua, va bene, vai. Michael, vai così, a noi ci piace. Il bello della diretta, il bello della diretta è questa. Esatto, anche È così. questa qua. Va bene, allora, quindi stavi dicendo, tu all'inizio del 2013 ti eri affidato Sì, a Nino Fiorello. a Nino Fiorello, ok. Poi hai mollato un po' Ho la mollato, musica. sì. Quanti, scusami se ti disturbo, quanti brani avevi realizzato Con prima? Nino Fiorello 5 brani. 5 brani, più 4 adesso, quindi in totale diciamo che sono 9 brani tuoi che si possono Anche qualcosina in anche più. qualcosina Sì, in più. qualcosina in più. Ok, quindi poi c'è stato questo freno Sì. e poi dopo, grazie a Michael, appunto come raccontavi Sì, poc'anzi, grazie a Michael ti mi ha sei dato rilanciato. di nuovo questa voglia di... avevo perso la passione. Ok, ma io penso anche che la passione non si perde, è sempre lì. Forse la stavi cercando di mascherare, però era sempre lì, perché altrimenti non sarebbe riuscito nemmeno lui a farti ritornare, se era una cosa che non volevi più fare. Ti do ragione. Quindi Ti do c'è ragione, sempre sì, stata, sì, anche sì. perché raga, quando si canta puoi prendere il microfono, lo puoi mettere da parte, ma lo guarderai sempre, la voglia di riprenderlo, quella ci sarà, sempre e per sempre. Quindi grazie a Michael, e adesso questi brani nuovi a chi ti stai affidando per quanto riguarda l'autore? A Davide Arezzi. Bravo, Davide lo conosciamo. Davide sì. Arezzi. Quindi è stato lui l'autore di questi Anzi, colgo l'occasione, un bacio, saluto tutto lo staff. Certo. Savotucci, Davide Certo. Arezzi, il maestro Alex Magri, Li salutiamo tutti, la Digital Sound. la Digital Sound. Sì. E quindi è lui l'autore. Sì.
Di tutti i brani che hai realizzato sino adesso, degli ultimi diciamo. Degli ultimi, sì. Perfetto, così siamo andati un po' a scavare e abbiamo scoperto anche Ho questa anche cosa. altri duetti sempre scritti da Davide Arezzi, però quella è storia passata, dai. Vabbè, storia che fu, Storia diciamo. che fu, dai. Storia che fu. Adesso abbiamo il presente, ci godiamo questo. Sì. Va bene, allora, adesso quale brano, diciamo che l'ultimo uscito lo presenteremo dopo, adesso quale andiamo a presentare? Presentiamo una scritta da Nino Fiorello. Quindi ritorniamo indietro nel passato? Ritorniamo indietro, sì. Ah, che bellezza. Quale hai scelto? Porta dal titolo Lassalo. Lassalo, ogni tanto ci sta anche questo. Vai, cantiamo. Sonny Ricciardi. Lassalo, questa che anno era quando è uscita? 2013. 2013, ok, 12 anni fa. Sì. Ciao, tu come stai? Sempre bella e affascinante, non sei cambiata mai. La tua storia insieme a lui, dimmi come va. Mi fa male rindo cuore, è tutto sai difficile senza di te. E mentre ti guardi, una lacrima scende, ci tiene ancora. Tu che lo li lascia, è tutto sai difficile vederti insieme a lui. Sei come un chiodo fisso, tu nei pensieri miei. Stasera tutto in cielo, che tra voi tutto è finito. Gridagli in faccia, a tu sei stata mia e sempre mia. Resterai. Lui ti ascolterà, ci fa male rindo cuore, tutto passerà. Non è una colpa se tu ami me, se sono un tatuaggio indelebile nel cuore che non si cancellerà. E mentre tu guardi, la lacrima scende, si ci tiene ancora. Tu che lo li lascia, è tutto sai difficile vederti insieme a lui. Sei come un chiodo fisso, tu nei pensieri miei. Stasera tutto in cielo, che tra voi tutto è finito. Gridagli in faccia, a tu sei stata mia e sempre mia. Resterai. E mentre ti guardo, una lacrima scende, si ci tiene ancora. Tu che lo li lascia, è tutto sai difficile vederti insieme a lui. Sei come un chiodo fisso, tu nei pensieri miei. Stasera tutto in cielo, che tra voi tutto è finito. Gridagli in faccia, a tu sei stata mia e sempre mia. Resterai. Grazie. Bravo il nostro Sonny! Grazie. Complimenti. C'è un brano che diciamo hai cantato in passato e che magari avresti voluto cantare adesso, che magari è uscito nel lontano anno in cui appunto hai iniziato a cantare, un brano alla quale sei particolarmente legato, un brano di quelli che dici magari questo lo vorrei riproporre, lo vorrei rifare, c'è o non c'è? Ma guarda Mary, io tutti i brani, diciamo quelli che canto, sono legato in tutti
Non c'è uno, diciamo... Uno in particolare alla quale sei particolarmente legato? Cioè, ad esempio, io ho A modo mio, che per me ha un significato importante, e dico, vabbè, a modo mio sarà sempre a modo mio. Non ce l'hai? No, per me sono tutti figli. Sì. Tutti i figli. Sono tutti uguali per me, io li sento tutti uguali, perfetto. Uguali, sì, E allora giorno sicuramente 25 li riproporrai un po' tutti. Sì, certo. Durante la vostra pizza spettacolo. Ovvio, sì. Quindi ragazzi sarà uno spettacolo dove si partirà dal passato fino ad arrivare al presente. Adesso voglio andare a scoprire anche un qualcosina di Michael, perché insomma Michael è un ragazzo che è arrivato nella musica e già subito ha conquistato tutti. Raccontami un pochino invece tu, ti affidi a qualcuno come autore? Hai anche tu il tuo autore di fiducia alla quale chiedi i tuoi brani? Ma dipende, faccio un po' e un po'. Okay. L'ultimo brano che ho comprato, l'ho comprato da Michael Meoli. Ok. Meoli, che voglio mandare un grosso bacio. Lo Ciao salutiamo. Michael. Salutiamo anche lui, quindi diciamo che tu sei più istintivo invece. Chiedi a qualcuno oppure sono loro di solito che te li propongono? Non fa male a volte cambiare l'autore comunque, va. È vero, anche perché ogni artista secondo me può acquistare dei vestiti diversi, no? È un po' come quando vai a scegliere l'abbigliamento, no? Magari oggi mi sento casual, metto un paio di jeans. Che fai? Non vai sempre in un negozio, non penso, assolutamente, no? Assolutamente no. Domani mi sento un pochino più elegante, magari metto un abito lungo. L'importante è che secondo me per un artista che quando si acquista un brano, quel brano lo senti un po' anche tuo. Certo. Anzi lo senti totalmente tuo, perché quando manca l'emozione altrimenti va a finire che non si può trasmettere se non l'hai nemmeno tu. E tu ce l'hai un brano preferito tra tutti quelli tuoi? Adesso parliamo dei miei brani. Certo, dei tuoi, non di altri artisti. Quanti brani ci sono adesso tuoi fuori, Michael? 5, con quello che deve arrivare? Sì. Ce n'è uno che preferisci di più tra tutti quanti? Oppure sono tutti, come ha detto, sono tutti uguali? Io penso ma guarda, il mio cavallo sempre di battaglia è sempre stato Dica Sciuto, no? Ok. Che mi dà sempre soddisfazioni questo brano e ci sono molto legato con questo brano. Ma sempre, secondo me ci deve essere un brano che, insomma, quello che dici anche semplicemente per l'effetto che fa al proprio pubblico, no? Uno dice questo brano ogni volta che lo canto mi dà talmente tanto da quello che ricevo dal pubblico che lo sento anch'io in maniera più forte. Anche ti è passato un attimo, ti faccio vedere che sarà bellissimo. L'ascolterai poi. Anzi, l'ascolterete. Ragazzi, questo è quello che ancora deve uscire. Sì. Già lui lo sa, e quindi vuol dire che questo qui nuovo chi l'ha scritto? Sempre Michael, sì. Ok, quindi insomma ha scritto lui. Te l'ha fatto ascoltare o gliel'hai richiesto tu? No, già ce l'aveva e l'ho comprato. Tu l'hai ascoltato e è stato amore a primo ascolto? Subito, amore a primo ascolto. E quando è così, è così. Va bene, quale ci fai ascoltare adesso? Andiamo con Esto Dica Sciuto. Questa qua la dovevamo dedicare a Stefi, che aveva chiamato per il suo ragazzo Alfio. E poi non mi ricordo tutti i nomi. Niente, qua io ormai mi sono persa tutto. C'è Davide che la dedichiamo saluta. A tutti gli innamorati, dai. Insomma, sono tanti. Carmen che saluta, Francesca. Ciao Carmen, ciao Francesca. Davide, Giuseppe. Insomma, da Giuseppe chiedeva il titolo della canzone che hai cantato prima. Sonny. L'Assel, ecco, per chi ce l'avesse chiesto era questa. Anche a me Michael Pietro Todaro la vuole dedicata anche lui. Ciao Pietro, va bene. Maria Arca Esposito, buonasera. Daniela, Natale, buona serata a voi. Insomma, siete tanti, raga, vi salutiamo a tutti e ve la dedichiamo un po' a tutti, così facciamo insomma un piccione con una fava. No, 2, 3, 4, 10 piccioni con una fava. Con questo bellissimo brano. Dai, Michael Intelisano, centro del palco, Michael! Io che fortuna che ci ho dato incontrare, un cuore la decisi senza ci pensare. Tanti anni sono passati e siamo ancora qua. Due innamorati che sanno sempre amati. Tu mi hai fatto capire che tutto si può fare. Tu mi hai fatto capire che tutto si può fare. L'amore vero e fatto tu puoi fare dagnare. L'amore vero e fatto tu puoi fare dagnare. Non ti faccio saccagna come sciupaglio, perché
l'unica femmina che mi sape capire. È stato Dio che scegliuto, tenga donato sti cuore, che l'hai sempre saputo, tu primo giorno che t'hai conosciuto, si sono considerato si bene, è sempre insieme a me che ha gelato male, poi si passa buona, perché siamo una cosa, è stato Dio che ha voluto, insieme a me che tu prima che sa amore, ci hanno giurato per sempre, con una canzone ci siamo innamorati, non so mare montano, con una chitarra cantava sotto voce, tu sei sempre tanto. Chi si tornasse a nascere, sceglie a te, tornasse a nascere, sceglie a te, perché una vita insieme a te non può passare, una vita insieme a te non può passare, io ti sposassi là, te 100 volte sai, perché tu li hai saputo, ma quando sono insieme a te, io mi sento morire. È stato Dio che ha scegliuto, che ha incatenato questi cuori, io l'ho sempre saputo, tu primo giorno che t'hai conosciuto, tu sono considerato si bene, è sempre insieme a me che ha gelato male, poi ci passa buona, perché siamo una cosa, è stato Dio che ha voluto. Insieme a me scritto per me che s'amore, ci hanno giurato per sempre, con una canzone ci siamo innamorati, non so mare montano, con una chitarra cantava sotto voce, tu sei sempre tanto, tu per me sei sempre importante, sia più bello tutto quanto, insieme a te campo cent'anni e fuori pure tu, si morisse al lato, insieme ai santi da ascoltarsi, a te su paradiso, insieme a te, insieme a te, insieme a te, insieme a te. Vedere è stato Dio che ha scelto, grazie. Michael Intelisano, quanto l'abbiamo cantata e ricantata questa canzone. In tutti Un gli miliardo eventi, di volte. in tutti gli eventi questa è quella canzone che non manca mai. Grande Michael, bravissimo, grande, bravo anche da parte di Maria, sei bravissimo Michael da parte di Ciccio e Ale, bravissimo. Grazie, grazie. Bravo, canti davvero bene da parte di Daniele Natale. No, Grazie. Natale, sì. Buona serata grande da Ciccio e Ale. Federica, complimenti, bravissimo, troppo bella da Carmen. Raga, i messaggi sono tantissimi, quindi noi ringraziamo tutti coloro che continuano a scriverci, continuano a fare i complimenti, unico Michael. Grazie sempre, vi mando un grosso bacio. Raga, leggervi tutti è un po' impossibile perché il rullo continua a camminare, però insomma noi ringraziamo tutti quanti. Se avete voglia anche di fare dei complimenti ai ragazzi potete anche chiamare qui in radio, che è lo 09587 39658. Questa sera si stanno riempiendo il rullo. Ti mando un grosso bacione Michael, quando vieni a Floridia da Stefano ti vogliono anche a Floridia. Ciao Stefano. Organizzate, no? Organizzate, parlate lì nelle piazze, insomma si fa la baldoria. Questi ragazzi meritano tanto, assolutamente sì. Lo salutiamo Stefano di Stefano, Siracusa. dai, Stefano, dai, sì, sì. certo Floridia. Ciao Stefano. Siracusa. Lo bacio.
Un bacio. Va bene, allora noi adesso entriamo nell'ultimo giro. Anthony, ritorno da te. Tu invece dimmi, ce l'hai un brano che preferisci di più rispetto a... Tu ne hai tanti brani, Sì. ne abbiamo già realizzati tanti, anzi ricordiamo che a breve ci sarà il nuovo singolo che già è stato registrato, ci sarà il duetto anche con Michael, Sì, più avanti, e poi ci sarà un altro inedito che è sempre scritto dal tuo autore, perché Gianni Luna diciamo che è quasi l'autore di tutti i tuoi brani. Sì, Giusto, quasi. E poi c'è Salvatore Principe, Principe. Emanuele Mancellini. Ma è vero, anche tu hai tanti autori, Davide Arezzi pure per te ha scritto e tutto il resto. Sì, adesso ne riparliamo. Ricordiamo anche i contatti, vero? Anche quella di Massimo Comis che è uscita 2 estati fa, se non sbaglio. Insomma, sono tanti. Sì. Allora, ricordiamo i tuoi contatti social, Facebook, TikTok, Instagram. sempre solo Anthony Musumeci, giusto? Sì. Ovunque lo potete rintracciare così. Là ci sono anche i contatti per avere Anthony nei vostri eventi. Ora man mano con i ragazzi ricordiamo tutto e noi vogliamo parlarvi anche della serata che ci sarà giorno 25. Questa è una cosa molto importante anche perché è la prima serata, no? Dopo tanto tempo, proprio vostra. La seconda La seconda insieme a serata, Michael, sì. ok, e sarà giorno 25 di luglio alla pizzeria Nunu. No, bravo. Nunu, me lo sono ricordato. Stavo pettinata Vota Nenè alla pizzeria Nunu, ragazzi, a Poggio esattamente a Mister Bianco, facile, è una pizza spettacolo dove ci sarà pizza, bibite, caffè, solamente con 16 euro, lo spettacolo appunto di Sonny Ricciardi, Michael Intellisano, come ospite speciale ci sarà il nostro Anthony Musumeci e tra i vari ospiti ci sarà anche Alessia Lupo ed Anthony Luce. C'è qualcun altro che dobbiamo nominare come ospiti? No. Ok, quindi sarà una serata proprio incentrata sui nostri artisti, tra l'altro anche riprendendo anche i brani passati di Sonny Ricciardi, sicuramente con Michael ci saranno anche tante cover e tanti altri brani, quindi insomma una serata, ragazzi, assolutamente piena. All'insegno della buona musica. Musica, cibo buono, soprattutto pizza buona, che poi la pizza in estate, raga, a me la pizza in inverno, in estate mi piace sempre, la pizza è la pizza. La pizza è la pizza. È la pizza, io mangerei pizza tutte le sere, che ci posso fare? Allora, Anthony, Sì, quale sarà l'ultimo brano della serata che ci farai ascoltare? Baby I Love You. Baby I Love You, un po' di movimento che non guasta mai. Dai, a questa è tipo piccola, ti amo, capito? E quello è il senso. E quello è il senso. Baby I Love You. Detto in inglese. Noi qua siamo bilingue, trilingue, ce l'abbiamo tutte. In siciliano è paparedda, ti amo, capito? Invece in inglese Vita mia. Vita mia, quel colpo di vita mia è ovunque, anche chi non ti conosce, vita! Cioè tu non l'hai visto mai, vita! Ma chi sei? Vita! L'importante è che tu coppi vita. Ciubi un neghe. Va bene, baby I love you. Let's go. Vine cannene stasera, tanto riuscire che le che provo sto cuore mi quanto davvero non ragiono più. Giuro con te sono sincero, per la prima volta che succede mi sono innamorata, ma non è una sbandata. Tu che sbatte, si ti svoglio come stanotte, a me mi stai passando ancora, ma una cuore voglio fare amore solo con te. Sopporti più quando dico baby I love you, per in fondo sei che pure tu già si pazzene. Amo ma come te voglio, come hai fatto se solo tu, senza di io non vivo più. Tu sei un'ossessione rara, sei l'amore mio canale, voglio soltanto che resto come per sempre, non voglio sapere niente più, sei solo la mia di nessuno più. Si ti svoglio come stanotte, a me mi stai passando ancora, ma una cuore voglio fare amore solo con te. Non morte, se ma mi dormessi stanotte, picceremo sono innamorato, non voglio nada perché solo tu mi fai morire. Dici che non mi sopporti più
che non mi sopporti più quando dico baby I love you. Per in fondo sei che pure tu già si pazzene. Mamma come ti voglio. Baby, I love you! Anthony, ragazzi! E rimanete collegati perché i brani con il nostro Anthony sono davvero tantissimi. Anche per te, tesoro, i messaggini sono tantissimi. Tania, Peter, utente inesistente, Stitch, bravissimo, complimenti. Buonasera anche ad Alessio, Tania che ti fa i complimenti, Maria, Laura, bravissimo, Peppino, un bacione. Insomma, ragazzi, vi ringraziamo a tutti. C'è anche Anthony Luce, sì, che l'abbiamo menzionato anche prima, che sarà uno degli ospiti, tra l'altro, della serata di giorno 25. La cosa carina anche che molti amici che sono collegati su TikTok, non mi veniva, quando abbiamo parlato della serata hanno detto vai, sarà una serata meravigliosa, quindi ragazzi assolutamente vietato mancare. Vai Leone, continua così. Anthony, questo è per te, complimenti davvero di cuore. Grazie ragazzi, siete davvero tanto carini e belli, perché è molto bello vedere soprattutto la gente che apprezza quello che i nostri artisti fanno e soprattutto che li caricano con questa adrenalina, perché vi assicuro che quando voi scrivete un commento dove comunque fate capire che i nostri ragazzi vi piacciono, per loro è una carica assurda. È importante, sì. Tutto si basa là, perché se ci sarebbe solo silenzio, uno resta, se ci fosse solamente silenzio, uno resta lì e dice oddio che sta succedendo. Invece anche un semplice bravo riempie il cuore e fa aumentare la voglia di cantare. Allora Sonny, torniamo a te. Invece ricordiamo anche i tuoi di contatti, come raggiungerti, come essere... Io ho un contatto solo, TikTok, Sonny Ricciardi Official. Quindi solo TikTok, niente Facebook. Non si possono sbagliare. Sonny Ricciardi Official. Io non sono amante di queste social, no, l'ha già fa, Sonny, l'ha già fa. Va bene, oggi vai. i social, ecco, si deve fare. Poi comunque abbiamo anche Bella, stiamo diffondendo un po'. Infatti. Quale sarà l'ultimo brano tuo invece? L'ultimo brano che stasera ci farai l'ultimo sentire. brano Vero, madonna mia. Una serata che dico andiamo a chiudere con l'ultimo brano uscito da 2 settimane, quindi ragazzi ancora fresco di stampaggio. Se non l'avete fatto andate a vedere anche il video, anche se adesso lo faremo vedere, però sì, è sempre bello andare a curiosare anche su YouTube, che porta come titolo Innamorati. Ok. Questo è stato scritto per la mia principessa, mia moglie, che la salutiamo. La salutiamo, sì. Io già l'ho sentito in una serata che abbiamo fatto, è molto molto bello, e quindi la dedichiamo a lei, la dedichiamo a tutte le coppie innamorate, a tutti coloro che magari hanno un amore importante nel proprio cuore. Innamorati. Aprite bene le orecchie e ascoltate. Sto vivendo insieme a te questa favola, sei bellissima, lo giuro, sei magica. Il tuo modo di baciare mi fa innamorare, Madonna che femmina sì. Voglio vivere con te senza limiti, ti portassi a luna con mente e favole. Tu sei quella che sognavo, non te ne difetti, sei tutto l'amore che c'è. Innamorati insieme un pezzo di cuore, tu sei tutta speciale, non può farò vero. Sei fuori dal normale, sei particolare, io voglio per sempre te. Innamorati insieme faremmo creature, mi batte forte il cuore se poi stai vicino. Non mi importa più niente, ti amo, lo giuro, tengo voglio solo te. Senza te un giorno dura un'eternità, se ti perdo dimmi tu che cambiassi a fa. Voglio te, la tua pelle, voglio il tuo respiro, che mi serve per cambiare. Ti scrivessi 1000 frasi d'amore, ti dicessi che sei l'unica e sola, basta che mi dà mano in coppo cuore e può capire che sei per me. Innamorati insieme un pezzo
pezzo di cuore, con te tutto è speciale, non mi pare vero. Sei fuori da normale, sei particolare, io voglio per sempre te. Innamorati insieme faremmo creature, mi batte forte il cuore se mi stai vicino. Non mi importa più niente, ti amo, lo giuro, dentro voglio solo te. Innamorati insieme faremmo creature, mi batte forte il cuore se mi stai vicino. Non mi importa più niente, ti amo, lo giuro, dentro voglio solo te, solo te. Bravissimo, Grazie. Sonny Ricciardi. E questo era il mio ultimo, per il momento, ultimo lavoro. Ragazzi, bellissimo, se ancora non l'avete fatto andate a controllare su YouTube, condividetelo perché i nostri artisti vanno avanti grazie al pubblico. Grazie al pubblico, sì. Alzatevi, venite qua perché siamo in chiusura, adesso chiuderà Michael con l'ultimo brano, però prima vi vogliamo ricordare un po' di cose. Nel frattempo Sonny, mettimi anche la locandina e prepariamo anche la foto, la locandina lasciamo alle spalle il tempo che facciamo la foto. Voglio ricordare a tutti quanti che oggi è martedì, quindi la replica la potrete vedere giovedì sera, sempre alle ore 21 ovviamente qui, e che domani, tra domani e dopodomani, io dico domani ma non è mai domani, è sempre dopodomani, la puntata la troverete anche sul canale YouTube di Bella Radio. Se ancora non siete iscritti andate su YouTube, Bella TV, iscrivetevi, cliccate sul campanellino e avrete tutti gli aggiornamenti e ci sarà caricata anche la puntata dei nostri ragazzi. Nel frattempo posizione foto ragazzi, 1, 2, 3, guardate a Sonny, 1, 2, 3, cheese. Anche la foto, no, di nuovo Anthony è venuto con gli occhi, meno male che Sonny ha guardato, dai, 1, 2, 3, cheese! La foto la troverete nel profilo Instagram di Bella Radio e anche nella pagina Facebook di Bella Radio. Noi in tutte le puntate abbiamo questa cosa di fare la fotoricordo che appunto troverete nei nostri social. Quindi stavamo dicendo, la puntata in replica giovedì la troverete anche nel canale YouTube di Bella Radio e l'appuntamento è per giorno 25 di luglio alla pizzeria Nunu, ovvero a Poggio Mister Bianco, dove ci sarà questa pizza spettacolo con Sonny Ricciardi, Michael Intelisano, ospite speciale il nostro Anthony Musumeci e tra i vari ospiti ci sarà anche Alessia Lupo ed Anthony Luce. La pizza, lo spettacolo pizza, bibita, caffè solo 16 euro ragazzi, potete andare direttamente anche lì giorno 25 di luglio a godervi lo spettacolo, prenotare il vostro tavolo e godervi il tutto. Quindi mi raccomando, assolutamente vietato mancare. Allora Michael, sono rimasta nel frattempo volete fare qualche saluto ragazzi prima di andare con la chiusura del brano di Michael? C'è qualche saluto in particolare che volete fare? Salutiamo tutti gli amici che sono stati qui con noi in diretta. Tantissimi. Sono stati meravigliosi e li ringrazio di vero cuore, veramente. Bene. Alla mia famiglia e a tutti quelli che mi vogliono bene. Ok, passate Grazie. anche il microfono ad Anthony, vediamo se lui vuole salutare anche qualcuno. No, io la stessa cosa, saluto a tutti. Tutti belli di Bella, come Sì. sempre. Bravo Anthony. Michael, ricordiamo anche i tuoi contatti che non l'abbiamo fatto. Sì, mi possono cercare anche su TikTok, Instagram e Facebook. Michael Intelisano? Michael Intelisano Official su Official. TikTok e Instagram. Esatto, quindi raga, anche per i biglietti e anche per la serata di giorno 25. Noi siamo arrivati in chiusura, speriamo che vi siete divertiti, che avete passato una bellissima serata insieme a noi. Vi ringraziamo a tutti. Con quale brano concludiamo, Michael? Te voglio far sapere. Faccio un applauso bello forte per Sonny Ricciardi, Anthony e Michael Intelisano. Vi auguriamo la buona serata e la buonanotte, ci vediamo alla prossima. Ciao!
di sti cose, lo chiamo con l'anonimo e poi attacco. Non danno a scullare da un telefonino, non saccio che amore ancora e vuoi tornare con me. Voglio far sapere che ancora sentimento, non t'ho mai scordato manco con i santi. Non saccio sono curioso ma mi si mancato, oggi sbagliato ma ti giuro sono puntuto. Ma voglio far sapere che quando tu mi chiami, sull'uomo che felice mi senti importante. Non saccio come hai fatto, come hai combinato, ti faccio rischio se tu scegli sarate. Tutto il suo cuore si è imparato pure bene, stringimi in mano, cuore ti lontano. La prima volta mi sono innamorato vero, non so che arrivo insieme a te mi capita. Quanta storia ci ha avuto, quanti foto sono state delle cose. L'amore è foto vero che può combinare, ti fa perdere la capa, ti fa innamorare.